turn. I used to fight, don't feel turn. I used to fight. Ed eccoci qui, dove tutto era iniziato. N'è passato di tempo da quel primo episodio su Instagram. In questa mensa ho mangiato con studenti da ogni parte d'Italia, li ho messi alla prova, insomma abbiamo passato dei bei momenti. Ma oggi non siamo qui per intervistare dei nuovi ospiti. Abbiamo comprato delle statuette alla Tiger con delle scritte che non c'entrano molto con la mia serie. Ma visto che a noi piacciono le cose a caso, premieremo alcuni ospiti di questa stagione. Entro in scuderia dove mi devo trovare con il gruppo di ospiti con una sacca che Babbo Natale spostati. Ah, la scuderia. Quel magico luogo in cui ogni universitario di Bologna si trova con un suo amico che quasi sempre lo pacca, fa delle code interminabili per prendere un caffè con i big money della borsa di studio e poi trova sempre qualcuno a caso che conosce. Sta per arrivare Matteo, conosciuto come The Pusher. Ovviamente gli ho detto che deve entrare in scuderia con gli occhiali perché sennò non è The Pusher. Signori e signore, è il momento che tutti stavano aspettando, il debutto su YouTube di The Pusher. Bravo! Bis! Ho dato la mia tessera sanitaria a The Pusher con tutta la mia borsa di studio dentro, adesso la userà tutto per comprarsi la droga e chi di cocaina. Ho fatto una cazzata. È entrato nel personaggio. Taglia, fatta la memory. Allora, ciao, come ti chiami? Ludovica. Ciao Ludovica, da dove vieni? Sicilia. Sicilia, Piazza Armerina. Mosaici. Ci ha regalato tante attrici in gamba la Sicilia. Speriamo tu sia la prossima. Che ne dici? Sono lui. Ti piace provare? Ok, perfetto. Dimmi quali sono le tue specialità. Mangiare la crema di caffè. Facci vedere. Perfetto, c'è del talento. Il premio miglior padre dell'anno, miglior madre dell'anno, dipende dal sesso insomma. Il primo glielo diamo alla rubrica dell'episodio... Aspetta, che episodio era? Episodio... 70! Quello dell'8 marzo. 5, esatto, l'episodio dell'8 marzo era l'episodio 5. 8 marzo, festa della donna. Ma quanto bello è sto pesce? Cioè, vogliamo parlarne? Poi abbiamo... miglior padre e miglior madre dell'anno. Collassato. Glielo diamo a Nina e Giulia nell'episodio numero 1. Bravi! La seconda stagione è iniziata con loro. Bis! Allora, mi dispiace dirvi che la risposta giusta era 1988. E poi alla fine il premio glielo do al cameraman. Grazie. Ok, io adesso lo riprendo così facciamo vedere qual è la tua faccia. Ecco, questa è la faccia del cameraman. Questo è il suo premio, miglior padre dell'anno. E la risposta giusta era 4,55 e non 4,25. E c'è l'ultimo premio, a chi glielo diamo? Possiamo darglielo pure a Pusher. Troppa droga fa male ragazzi, non drogati, cioè drogatevi. Drogatevi responsabilmente. Mi raccomando, perché poi se no finite come me, cioè diventate incredibilmente incredibili. Sagge parole. Mia madre, un'altra volta. Grazie per avermi cresciuto. Vabbè, anche ai conquilini, a tutto il gruppo, a tutto lo staff. Tutto lo staff dello spaccio, della Spaccio Gang. Ci siamo presi San Donato, presto arriveremo a San Felice. Una persona a caso. C'è un cameo. E tu sarai nel mio prossimo video su YouTube. È il suo compleanno oggi. Ah, è il tuo compleanno? Auguri! Auguri! Dammi la tua... Ok, non gliela diamo più a Push, gliela diamo a lei.
a miglior madre dell'anno. No, scherzavo. Qui abbiamo finito. Ho consegnato 4 su 5 premi, ne manca solo uno. Piazza Verdi, gli spacciatori, gli studenti. Spacciatori. Questo è uno spacciatore. Questa sarà la clip più bella del mondo. Ciao Ludo. Ciao, ciao. Ciao, piacere, è stato un piacere. Ci vediamo. Ciao. Abbiamo altre 2 persone con cui dobbiamo trovarci. La Laura, che devo ancora darle una statuetta. E l'altro è Patrick. Che è in ritardo. Che è morto, non si sa. È indietro. Poi dice che è l'autobus in ritardo. Senza motivo, quei 2 tipi ci fermano. Quei 2 tipi lì ci hanno fermati e ci hanno detto se potevamo inquadrarli con la videocamera. Questa è Bologna. Beh dai, esperienze bolognesi. In ogni episodio c'è sempre stato il sole, ed in quale doveva piovere se non in quello finale? Per aspettare Patrick, io ed Elia ci barichiamo sotto una galleria, a guardare divertiti la gente che corre sotto la pioggia. Ma ad un certo punto ecco arrivare il nostro amico. Allora ragazzi, alle 4 di stamattina ero in ospedale, a caso, così, e adesso sono qui, dal Veneto all'Emilia, in 02. Però mi mette troppa ansia. Comunque la nostra missione, sarà una cosa molto Mission Impossible, dobbiamo ritornare in via Zamboni e dare l'ultima statuina all'ospite che se la merita. Dove sei nascosto? Ancora in scuderia per Babbo Natale parte 2. Come sponsorizzarsi? Non so se vuoi... Quindi cosa ha vinto? Ha già una statuina a caso. E quindi che ha vinto? Se lei ha vinto un premio a caso, sei pronta? Aspetta che vuole fare la storia per farla finire. Che è diversa questa. Miglior mamma del mondo. Che bello, sto incinta. What? Grazie. Queste le collezioni le porto a casa con me. Premiazioni fatte. La serie è finita. Quindi adesso faccio un po' il depresso, come al solito, e ripenso a tutte quelle emozioni che non potrò più rivivere. Mi mancherà questa serie. State facendo sempre male se voi. Perché? Hai detto se filma tutto. Ah, giusto.